quasi una decina in più. Sono, per effetto di una delibera della Regione Veneto, i comuni inclusi nel nuovo perimetro di massima emergenza per la contaminazione da PFAS o PFAS, le sostanze perfluoroalchiliche responsabili dell'inquinamento della falda che serve un ampio territorio compreso tra le province di Vicenza, Verona e Padova. Salgono a 30 le municipalità incluse in quell'area, già definita 2 anni prima da un originario provvedimento, nel piano di sorveglianza della popolazione, contemplando anche l'estensione della fascia pediatrica di osservazione. La cosiddetta area rossa è il territorio di maggior impatto sanitario, in cui i residenti sono stati maggiormente esposti all'azione degli inquinanti non solo attraverso l'acqua potabile, ma anche per conseguenza di una contaminazione ambientale di fondo. Nella zona interessata risulta classificato un ulteriore territorio di interesse denominato A, dove maggiore risulta la concentrazione di sostanze perfluoroalchiliche in tutte le aree, anche quelle superficiali e sotterranee, ed 1B, dove la contaminazione risulta minore. Chi vive in queste zone ha diritto ad essere sottoposto a test medici per verificare la presenza di PFAS o PFAS nel sangue e, in caso di concentrazioni oltre la norma, ad essere preso in carico come paziente dagli organismi medici di riferimento. Ridefiniti persino i confini di estensione della cosiddetta area arancione con 12 comuni e dell'area gialla con 45 municipalità. Nella nuova delibera a cura dell'assessorato alla salute della Regione Veneto viene specificato che con il 2018 il piano di sorveglianza sanitaria è esteso alla popolazione pediatrica residente nell'area di massima esposizione, interessando i bambini di 9 e 10 anni, mentre prima la fascia di età da cui partiva lo screening era a 15 anni. Intanto le realtà preposte a controllare l'inquinamento si sono notevolmente potenziate, come la centrale di produzione idrica di Madonna di Lonigo nel Vicentino, gestita dalla società Acque Veronesi, che ha rafforzato il processo di trattamento dell'acqua potabile con ulteriori 10 filtri a carbone attivo, oltre ai 10 già presenti, che vanno ad aggiungersi ai 5 filtri rapidi a sabbia, tutti attivi per l'abbattimento dei composti PFAS o PFAS. Il costo dell'intervento ammonta ad 1.800.000 euro, di cui 930.000 di finanziamento regionale.